Ciao futuri sposi, bentornati a Villa Frassino. Oggi vi svelerò i 4 segreti fondamentali per avere un tavolo imperiale impeccabile. Il tavolo imperiale è da sempre il simbolo di eleganza e di sontuosità per eccellenza ed è costituito appunto da un unico tavolo grande dove vanno a sedersi tutti gli ospiti ed è una sorta di creare una grande famiglia per gli ospiti appunto che partecipano al vostro matrimonio. La prima regola fondamentale è innanzitutto la sala dove si svolge il vostro ricevimento, che appunto per contenere un tavolo imperiale deve essere molto ampia. In caso contrario dovrete optare per altre soluzioni, quindi non per un tavolo imperiale di queste dimensioni o anche più grande, ma bensì appunto di tavoli rotondi che vengono dislocati all'interno della sala stessa. La seconda regola fondamentale è la larghezza del tavolo, che deve essere tra il metro e il metro e 20, in quanto appunto deve contenere al centro tutta la nostra composizione floreale, che deve poter essere vista da entrambe le parti. La terza regola riguarda il numero degli invitati, in quanto per un tavolo imperiale perfetto bisognerebbe non superasse i 100 invitati, per il semplice fatto che con 100 ospiti avremo la possibilità di creare un effetto molto più intimo rispetto ad un tavolo di 150-200 persone. La quarta e ultima regola fondamentale per avere un tavolo imperiale impeccabile è la disposizione appunto degli ospiti. Allora, gli sposi vanno al centro del tavolo imperiale. Alla destra troviamo la sposa e alla sinistra lo sposo. Alla destra della sposa troveremo i genitori della sposa e dopo i testimoni, mentre alla sinistra dello sposo ci saranno i genitori dello sposo e i suoi testimoni. Se voi decidete di scegliere il tavolo imperiale, sarebbe meglio utilizzare non il classico tableau de mariage che viene utilizzato soprattutto per i tavoli rotondi. Quindi in questo caso c'è la disposizione dei tavoli rotondi ed abbiamo un tableau de mariage. Nel caso di tavolo imperiale si possono utilizzare le escort card, che sono praticamente dei piccoli bigliettini che vengono posti all'ingresso appunto dell'entrata della location, posti sopra un tavolo dove viene indicato sopra praticamente il nome di ciascun ospite e il numero del posto dove si devono sedere. Noi di Villa Frassino realizziamo il tuo tavolo imperiale perfetto seguendo le vostre esigenze e in maniera molto dettagliata, perché il vostro desiderio è la nostra realizzazione. Perché noi di Villa Frassino diamo sempre qualcosa in più. Metti un like alla nostra pagina e continua a seguire i nostri consigli.